pensi della scuola dell'obbligo? Ma diciamo che è giusto, anche perché i ragazzi non può finire la quinta, andare a girare per lecarli via, è giusto dare un'istruzione superiore a quello che abbiamo avuto noi. Allora, il nuovo ministro del governo Meloni dell'istruzione, si chiama Viltara, mi sembra, una cosa del genere, ha fatto una proposta di togliere il reddito di cittadinanza a quelli che non hanno finito la scuola dell'obbligo. Tu cosa ne pensi? Ma penso che sia giusto, è giusto fare uno screening che bisogna vedere, perché non tutti hanno bisogno della cittadinanza, ci sono tantissima e tantissima. Sì, no, ma lui fa un altro ragionamento, dice, siccome tu cittadino non hai adempiuto all'obbligo di studiare, e tu quando sei, siccome c'è un certo numero di persone, pare oltre 10.000, che hanno tra i non so, sono molto giovani, e praticamente né studiano né lavorano, e dice questi qua gli togliamo il reddito. È giusto, perché a un certo momento studi o vai a lavorare. Lo Stato non ti può mantenere fino a un certo limite. Se c'è un problema familiare, se ci sono delle cose, sì, ma no, o vai a scuola o vai a lavorare. Grazie. Ciao. Scuola dell'obbligo. Giusto farla? Giustamente. Allora, anche militare farei fare io. Bravo. Allora, il nuovo ministro dell'istruzione del nuovo governo dice: tutti quelli che non hanno finito la scuola dell'obbligo, via reddito di cittadinanza. Giusto? Sei contento? Sì, benissimo. Vabbè, io lo leverei perché che vadano a lavorare, cioè, a priori secondo me è sbagliato. Dopo, se uno ha bisogno, bisogna aiutarlo, ma se uno sta a casa perché non ha voglia di lavorare, c'è la signora che ha bisogno. La signora, le ho tutte le camicie io. Prego, buongiorno. Saluto da Giova. Dell'obbligo. Secondo te bisogna farla o non bisogna farla? Bisogna farla. Allora, c'è il nuovo ministro dell'istruzione del governo Meloni che dice: siccome ci sono numeri importanti di ragazzi che ne studiano, non hanno finito, non vanno a lavorare, eccetera, però vogliono il reddito di cittadinanza, dice togliamo il reddito di cittadinanza a chi non ha fatto la scuola dell'obbligo. Giusto, condivido. Sì. Condivido, o si lavora o si va a scuola. Perché dare il reddito di cittadinanza comunque? Le alternative ci sono, giusto? Bisogna solo metterle in pratica, e quindi mettiamole in pratica. Studiamo, ragazzi, studiate o lavorate, insomma, non per quindi via il forza. reddito. Sì, via il reddito. Io sono a favore di togliere il reddito di cittadinanza. Buongiorno al popolo di Chioggia, un buongiorno speciale da Moda Bimba da Lucia. Oggi le prime novità per il periodo natalizio, un po' in anticipo, ma voi vi siete già fornite qua da noi. Vi vogliamo ricordare che l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, il mercato si svolgerà regolarmente e noi vi aspettiamo qui di fronte all'ingresso principale del municipio con tante novità per i vostri bimbi e le vostre bimbe. Vi aspettiamo, signori e signori, tutti i giovedì. Un saluto a tutti. Allora abbiamo qui la Marisa, la nostra amica Marisa. E Marisa, cosa pensi della scuola dell'obbligo? Sono indecisa, però è giusto, anche perché si pantonivi su ignoranti. Allora, c'è il nuovo governo è tutti ignoranti, perché picchi magni, ma è più cervello che... Allora, il ministro dell'istruzione del nuovo governo dice: togliamo il reddito di cittadinanza a quelli che non vanno a scuola. Bene. Sì. Chi ti orava anche qui che si sempre sente in divano dalla mattina alla sera, mi dice reddito di cittadinanza, a lavorare una vita per avere 700-800 euro al mese di pensione, in dove che gli ore segrate dalla mattina alla sera, e di tiri le botto 1.200 euro, 1.200 il figlio, 1.200 la mamma, 1.200, a Torchese l'Italia avrebbe, senti, ti ha detto Grillini, che avrebbe in al governo. Ciao amici miei di Chioggia, anche oggi siamo qui, fortunatamente è una bellissima giornata di sole, non c'è acqua alta, non c'è vento, si sta quasi primaverile oggi, è proprio veramente un bel giorno. Vi volevo presentare quest'oggi dei formaggi un po' particolari, fatti con solo latte italiano,
biologico e a calio vegetale. Questo va bene per tutti, da 1 anno fino ai 100 anni. Non ha controindicazioni, è buonissimo e dolce e va abbinato a qualsiasi tipo di piatto. Poi ho i miei soliti salami, le mie solite belle soppresse di montagna con aglio e senza aglio. E cosa dire? Vi voglio salutare, vi mando un grossissimo bacione. Ciao a tutti, grazie!